Di ufficiale al momento c'è solo la data, dal 3 febbraio al 12 febbraio 2012. Poi non c'è più altro di Sagra del Mandorlo in Fiore, l'evento folclorico più importante della provincia di Agrigento. Ad un mese esatto dall'inizio della kermesse non esiste un programma di massima, non vi è uno staff che organizzi la festa, non si conoscono i gruppi partecipanti, non si ha notizie di finanziamenti e di quegli enti e associazioni che dovranno spendersi per lanciare la 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore ed il 57esimo Festival internazionale del folklore. Anche sul festival I Bambini del Mondo vi è il più totale silenzio. Nel frattempo il sindaco di Agrigento Marco Zamputo continua a invocare sostegno economico a Regione Siciliana e provincia, ma pare che al momento non vi sia nessuna copertura finanziaria e la sagra del 2012 rischia di saltare. Facciamo i conti con la Regione Siciliana che ancora non ha approvato il bilancio regionale e con ancora la mancata nomina del commissario del parco archeologico, con il quale il Comune di Agrigento siamo pronti per fare la convenzione per utilizzare i fondi del 30% della Valle dei Templi e fare partire la macchina. I problemi sono solamente di ordine finanziario. Se io come Comune di Agrigento avessi avuto i fondi, chiaramente già avremmo iniziato già da tempo, avremmo messo in moto la macchina dal punto di vista amministrativo da tempo. Chiaramente non mi sogno neanche per un attimo di utilizzare solo €1 del bilancio comunale, perché non sarebbe da folli. In questi anni abbiamo utilizzato e ritengo al meglio i fondi con il parco archeologico per tutte le iniziative di carattere turistico per la nostra città e ritengo che anche quest'anno dovremmo fare così.